Una buona giornata, ben trovati dalla redazione di 7 in punto. Quest'oggi parliamo di scienza, ma lo facciamo in modo particolare. Il titolo che abbiamo scelto, adesso chiedo al nostro ospite se approva, è Divertirsi con la scienza. Intanto do il benvenuto a Gianni Perbellini, presidente del gruppo Pleiadi. Adesso vi racconteremo chi sono e cosa fanno. Abbiamo pensato divertirsi con la scienza perché magari giocare non dà l'idea poi del fatto che in realtà sia una materia importante, che però non deve essere necessariamente noiosa. Guardi, lei ha azzeccato perfettamente il titolo perché noi amiamo dire che per noi la scienza è imparare divertendosi. Cioè si acquisiscono nozioni scientifiche e di conoscenza attraverso la giocosità, attraverso l'aspetto ludico, che però non deve prescindere dall'aspetto didattico, quindi dell'imparare. Imparare facendo, perché poi un altro punto di forza nostro è il fare. Infatti noi utilizziamo un sistema che detto in italiano è imparare facendo, detto in inglese è learn by doing. Ma senta, intanto raccontiamo appunto chi siete, cioè il gruppo Pleiadi nasce quando e perché sostanzialmente? Il gruppo Pleiadi nasce in una maniera molto curiosa, devo dire la verità, e anche particolare. Nasce guardando e ascoltando un'iniziativa di due giovani ragazzi molto bravi, molto capaci, che da universitari, volendo sbarcare il lunario, si erano applicati in queste tecniche di insegnamento ai ragazzi delle scuole elementari, quindi ai ragazzi della scuola dell'obbligo primaria, a Padova, e di questo volevano farne mestiere. Per farne mestiere avevano necessità di trovare però dei soggetti che finanziassero questo tipo di iniziativa. Le aspettative erano quelle di diventare più grandi, diventare più forti, abbracciare anche altri ambiti oltre a quello dell'educational fatto nelle scuole, ma per esempio sviluppare sulle mostre didattiche, sviluppare sulla gestione di fiere di carattere didattico, e conseguentemente cercavano dei fondi, cercavano degli investors. Si sono presentati a una manifestazione di Venture Capital che si teneva a Verona, si chiamava Venture Community, è diventato poi un progetto di Confindustria Veneto ed è tuttora esistente, e hanno trovato un gruppo di investor che hanno creduto in loro e che hanno messo a disposizione una somma che potesse consentire lo sviluppo dell'idea iniziale. E tra questi lei, diciamo, in questo giro? Io sono uno di quelli che ci ha creduto, diciamo, uno insieme ad altri. Ma lei come formazione, cioè perché la scienza ha, diciamo, subito comunque catturato la sua attenzione? Innanzitutto perché io sono un giovane travestito da anziano e quindi ho visto in questo delle grandi possibilità. Grandi possibilità vuol dire che abbiamo intravisto che questo è un modo nuovo di far imparare ai ragazzi divertendosi, giocando, divertendosi, ma nello stesso tempo non sapere le cose, ma conoscere le cose. Faccio un distinguo, se mi permette, di un secondo. Certo. Una questione è sapere che esiste una cosa e una questione è conoscere quella cosa perché in qualche modo mi ha reso partecipe. Ecco, uno dei punti di forza di Pleiadi è quello di far partecipare chiunque in qualsiasi iniziativa porti avanti Pleiadi, sia per i ragazzi, sia per gli aging, quindi anche le persone più adulte. Il fondamentale è tu partecipi, tu sei interattivo con ciò che ti stiamo trasmettendo. In qualche modo è, banalizzando, provare per credere. Guardi, se vuole è provare per credere, potrebbe diventare un nostro claim. Bene. Senta, e quindi di quanti anni fa parliamo? Di quanto tempo fa? Allora, noi siamo nati, strutturati come società da 4 anni e mezzo. Ma la realtà era forse 1 anno e mezzo, 2 che si muoveva sul territorio, e siamo riusciti a intercettarla. Siamo molto felici, devo dire la verità, rappresento un po' l'investor e siamo molto felici di essere dentro questo progetto. Anche perché io penso che sia un'idea abbastanza unica nel suo genere, no? È unica, e se ho ben capito anche i nuovi programmi ministeriali sulla scuola, credo che ci saranno uno sviluppo anche per noi in questa direzione, perché è una parte estremamente carente. L'aspetto didattico tradizionale nella scuola diventa noioso, poco percepito, poco partecipato, e probabilmente lascia uno strascico anche di
mi passi il termine forse un po' brutale, di ignoranza, Certo. che invece l'aspetto partecipativo non trascura, cioè chi partecipa in qualche maniera quello che fa se lo ricorda. Quindi in questi, diciamo, pochi anni, tutto sommato, come è cresciuto il gruppo Pleiadi? Ma diciamo che in questi 4 anni siamo passati da 2 ragazzi di buona volontà e qualche collaboratore che poi faceva i laboratori nelle scuole, siamo passati a un nucleo di 11 persone che lavorano in maniera stabile, qui proprio in provincia di Padova, e un nucleo di un'altra decina di collaboratori esterni, ma questo glielo dico in anteprima, abbiamo concluso ieri il primo contratto di franchising. Cioè noi intendiamo... Quindi avete venduto la vostra... cioè prestato, non venduto? Certamente, il nostro know-how vogliamo trasfonderlo perché uno degli aspetti importanti che noi consideriamo strategico è il fatto di coprire il territorio. Ovviamente è difficilissimo coprire il territorio con le nostre abilità, con le nostre capacità, ma anche trasferire la gente in luoghi lontani, e l'idea è quella invece di formare soggetti in territori diversi che possano profondere e diffondere la nostra idea e il nostro metodo. Cosa sostanzialmente. Certo. Ma diciamo queste 11 persone che lavorano stabilmente poi da voi, che tipo di formazione hanno più o meno? La più strana, ma normalmente in generale hanno formazione o scientifica, tout court, quindi sono dei fisici, per esempio, abbiamo un'abbondanza di fisici, abbiamo dei filosofi, cioè tutta gente che, mi si passi il termine, difficilmente potrebbe trovare una collocazione come dire, definita perché non ha studi tecnici alle spalle. Poi c'è un grosso lavoro che voi tentate di fare, insomma un po' lei l'ha accennato, con le scuole, ma come fa? Cioè, di solito sono le scuole che si rivolgono a voi, sono scuole che aderiscono a dei progetti particolari, se qualcuno volesse contattarvi, come funziona? Ma guardi, funziona in maniera molto variegata, diciamo che le logiche di funzionamento sono duplici, una direttamente la scuola che ci interpella e con noi concorda quelli che possono essere la tipologia di laboratori che andiamo a sviluppare, ma purtroppo le risorse delle scuole noi sappiamo sono molto poche, certo. Molto spesso sono invece i genitori che finanziano questo tipo di iniziative su stimoli degli insegnanti, gli insegnanti che vedono in noi i prosecutori di un piano didattico che loro dovrebbero sviluppare ma che per loro è difficile sviluppare perché hanno poca strumentazione. Noi arriviamo con i nostri strumenti ma soprattutto con il nostro metodo, che è veramente un metodo fortemente innovativo, come dire, mutuato dalle logiche del nord Europa, quindi Norvegia, Svezia, eccetera, dove queste tecniche sono più sviluppate che qui e che noi abbiamo ben mutuato, però adattandole anche al nostro stile italiano, quindi anche a una giocosità un pochino più confermata e quindi entriamo da un lato attraverso quello che è la scuola quando ha risorse per farlo, dall'altro lato su stimoli gli insegnanti con il comitato di genitori che contribuisce e lo fa. In qualche caso c'è anche la pubblica amministrazione che contribuisce perché le scuole di un certo comune piuttosto che di un certo circondario possano usufruire dei nostri laboratori. Bene, allora grazie a Gianni Perbellini, presidente del gruppo Pleiadi. Io chiedo alla regia di mandare un video che vi riguarda naturalmente, perché in questo modo abbiamo la possibilità di scambiare posto e fare parlare un'altra persona che lei conosce bene ovviamente, sempre del gruppo Pleiadi. Grazie. Grazie a lei. Vediamo il video.
Eccoci qui, allora adesso no, non lo state vedendo adesso, ma lo vedrete tra pochissimo. Siamo passati dal giovane Gianni Perbellini, presidente del gruppo Pleiadi, all'ancora più giovane, possiamo dire, così facciamo la proporzione, Lucio Biondaro, co-fondatore del gruppo Pleiadi. Eccolo qua, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Cosa abbiamo visto? Lei me lo stava raccontando, ma diciamolo anche a chi ci sta guardando nel video che è appena andato in onda. Abbiamo appena visto alcune delle attività del gruppo Pleiadi, tutte improntate sul fare, per comprendere, per essere affascinati, e le abbiamo viste in diverse situazioni, quindi all'interno del mondo scuola, all'interno di luoghi anche nobili, con mostre interattive, all'interno di aziende, all'interno di manifestazioni. Diciamo che le piazze sono molte, perché piace l'idea del fare. Ovviamente in base agli spazi e alle possibilità che si hanno si possono anche avere strumentazione, diciamo, importante. Per esempio abbiamo visto anche un planetario un po' particolare il vostro. Sì, assolutamente, diciamo, è un planetario itinerante, abbiamo dovuto mettere i pezzi, diciamo, provenienti da diverse parti del mondo, perché non è stato acquistato in Italia. Nasce perché appunto la nostra filosofia è il fare. Nel campo dell'astronomia, insomma, le stelle sono un po' lontane e, diciamo, lo strumento ideale è stato quello di avere un planetario. Devo dire anche... Quindi voi con le valigie, quando vi spostate anche... Ma credo che siamo una delle pochissime, sono l'unica realtà italiana che ha il planetarista come figura, sì certo, come figura lavorativa che è presente magari in qualche museo all'estero, e fa questo di mestiere, che non solo spiega ma segue. Insomma, il planetario è una macchina importante, ecco. Allora, e tra l'altro voi siete reduci da una manifestazione in fiera a Padova che si chiama Sgulp. In quell'ambito avete incontrato molti bambini, futuri magari scienziati, chi può dirlo? Assolutamente, diciamo, abbiamo un grande popolo che ci segue, e la manifestazione è nata proprio come un'esigenza. Noi incontriamo 60-70 mila studenti ogni anno direttamente in classe, e non incontriamo solo loro, anche i docenti e i genitori. Spesso sono i genitori che dicono: ma vogliamo Pleiadi nelle scuole perché, insomma, ci dà questo elemento in più. Ecco, parlando, dialogando come facciamo di solito con loro, è nata l'esigenza di avere un momento, uno sfogo creativo, diciamo, esperienziale, e da lì la manifestazione. Allora, voi incontrate, appunto, lei diceva, tantissimi bambini, ma visto che abbiamo sentito anche prima dal Presidente, purtroppo le risorse sono poche, sono comunque costi accessibili quelli con i quali si possono coinvolgere questi bambini e si possono coinvolgere le scuole? C'è un po' come l'idea che magari non possa essere alla portata di tutti. Ma sicuramente l'aspetto, diciamo, economico è un elemento fondamentale. Il genitore, perché poi la scuola, ma alla fine il genitore fa una scelta, e ogni volta che fa una scelta sempre di più ci pensa, non ci pensa una, due, ma ci pensa 3, 4, 5 volte. Ecco, noi a parità di territorio siamo in crescita in termini di richiesta, siamo sempre sotto esame dei genitori, dei docenti, dei ragazzini stessi, e la qualità e le cose che facciamo, il metodo Pleiadi che proponiamo è, diciamo, la chiave un po' del nostro successo. E quindi, diciamo, vedono l'attività non come una semplice attività, magari carina, ludica, ma come un investimento. Ma Lucio Biondaro, che è un fisico, come arriva a Pleiadi? Allora, in maniera completamente naturale, nel senso che per noi diciamo, è stata un'attività all'inizio si diceva prima, per sbarcare il lunario, ai tempi della facoltà qui a Padova. Non parliamo di secoli fa, parliamo di sì. qualche anno. Sì, no, non sono secoli, per fortuna. E la cosa, diciamo, ci è piaciuta, e soprattutto abbiamo visto che potevamo essere contributivi. C'erano molti elementi legati alla comunicazione che si conoscevano, molti meno sulla comprensione. Abbiamo deciso di lavorare e creare un metodo, e questo un po' è vabbè, non abbiamo tutto il tempo per spiegare il metodo, ma se potessimo, insomma, diciamo, raccontarlo con poche parole. Certo, facciamo in maniera molto veloce. Se le devo insegnare a nuotare, glielo scrivo in un foglio, ha poco senso. Glielo spiego a voce, mi direbbe che è un metodo stupido, no? La devo mettere nell'acqua, e da lì iniziamo. Ecco, noi con la scienza usiamo gli esperimenti. Ma facciamo un esempio, quindi voi avete lì dei bambini, 5, 6, 10 bambini, li fate fare? Dobbiamo parlare di alimentazione, tema caldissimo dopo l'Expo, ma diciamo importantissimo, fondamentale. Parliamo di calorie, ecco.
Se invece di parlare di calorie bruciamo 10 grammi di crackers, 10 grammi di noce e vediamo a parità di acqua quanto scalda uno e quanto scalda l'altro, con un termometro, quindi strumentazione molto semplice, bisogna però sapere che occorre fare tutta una serie di procedure, possiamo far vedere ai ragazzini che cosa sono le calorie e la differenza tra 10 grammi di crackers e 10 grammi di noce, e quando è il caso di mangiare uno e quando è il caso di mangiare come l'altro. reagiscono poi i bambini messi di fronte proprio alla scienza, però insomma in modo divertente? Allora si emozionano, e quando si emozionano sono capaci di trasferire quello che hanno imparato, sono portavoci e attaccano alla scoperta, all'elemento della scoperta, un elemento positivo emozionale, ed è il modo migliore per farli diventare noi diciamo dei naviganti verso i mondi della scoperta, curiosi. Noi vogliamo che diventino curiosi. Quando il bambino alza la mano e dice ma se io questo lo cambio, ma se faccio questo, ecco, noi crediamo di aver dato, magari piccolo, però un contributo verso un paese migliore. Perché sta già ragionando, no, il bambino nel momento in cui fa. Però voi fate, io vedo, poi qui c'è anche il vostro sito, fate formazione con i docenti, lavorate con le scuole, l'abbiamo detto, e fate anche delle mostre interattive. Abbiamo un minuto per raccontare più o meno, cioè le organizzate proprio? Assolutamente, dal concept iniziale alla progettazione anche innovativa, alla realizzazione e alla gestione, ma soprattutto sono mostre in cui sì, magari c'è anche l'elemento digitale, ma sono in cui tocco con mano i vari esperimenti, i vari elementi, e questo va bene per l'adulto, per il bambino, per l'azienda, per il cittadino, è un modo per essere appunto fautore della propria conoscenza. Ma questi bambini li trovate mediamente, a parte abbiamo il ricettivo, l'abbiamo detto, ma comunque preparati o magari anche nelle cose più semplici invece un po' quasi disarmati? Da una parte vediamo una volontà e una sete di indagine strepitosa, enorme, a volte invidiabile. Dall'altra li vediamo con un po' di carenza in termini di strumenti che loro hanno a disposizione, e cerchiamo di colmare questo gap. Bene, allora se volete colmare anche voi i gap, vi abbiamo segnalato più volte durante queste 2 interviste anche il sito, che è pleiadi.net, giusto? Grazie anche a Lucio Biondaro, che è co-fondatore del gruppo Pleiadi. Andate a vedervi tutto sul sito se volete altre informazioni. State lì perché torniamo tra 2 minuti.